Questa sera a Sapori di Casa Nostra, a cui abbiamo deciso molto volentieri di partecipare, portiamo il nostro vino bianco fermo resistente da Barbatelle di Solaris. Il vino si chiama Solis, per noi è un prodotto molto particolare a cui teniamo molto, lo portiamo questa sera in degustazione in purezza a tutti coloro che avranno piacere raggiungere il nostro stand. Prepariamo nel nostro ristorante dei piatti legati un po' alla tradizione, alla stagionalità, e infatti questa sera presenteremo un piatto prettamente stagionale. Il piatto di questa sera sarà un piatto della tradizione, quindi andremo a portare una polentina con pastin, fungo porcino e una fonduta di formaggi. Questa sera parteciperemo con il Friulano 2022 biologico e il Cabernet Franc 2021 sempre biologico. La coltivazione a vista orta è interamente biologica, anche questi due vini infatti lo sono. Il Friulano 2022 è un vino bianco fermo proveniente da un'uva autoctona del Friuli Venezia Giulia ed è un vino che si adatta molto bene con diversi tipi di piatti. E anche il Cabernet Franc è un vino rosso tipico nelle nostre zone e anche lui è un vino che si adatta molto bene con diversi piatti tipici anche della nostra regione. Questa sera presentiamo la nostra Scorcherella, che è una pizza fatta con farine biologiche 100% italiane, dalle 36 ore alle 48 ore di lievitazione. Prealpi in Festa compie quest'anno 30 anni, è una data importante e credo che riuscire a organizzare una manifestazione che risulta attrattiva non solo per i cittadini di Cordignano ma anche per tanta gente che viene da fuori sia motivo di orgoglio e di riflessione. Di riflessione perché Prealpi si fonda sulla nostra cultura, sulle nostre tradizioni e sul passato, quindi sicuramente questo è uno spunto di riflessione per valorizzare quello che ci è stato tramandato dai nostri genitori e dai nostri nonni, per tramandarlo alle generazioni future come punto di forza, come sviluppo e rafforzamento del territorio. Ci troviamo qui questa sera a questa 30ª edizione Prealpi in Festa, sapori, arte e tradizioni, soprattutto per valorizzare le tipicità e i prodotti che ci sono e si trovano in questo meraviglioso luogo, meraviglioso territorio di Cordignano. Dalla mia esperienza noto che vale ed è un plus il territorio, perché attraverso il territorio si scoprono tradizioni, ricette e tutto quello che è legato soprattutto anche alla gastronomia e oltretutto anche alla parte vitivinicola, dove c'è il valore della popolazione e il valore di chi segue queste ricette e queste tradizioni. Oltretutto va valorizzato il piatto, i piatti e le tipicità di questo territorio, perché attraverso questo territorio, attraverso le tipicità, viene la gente, c'è il turismo, c'è un incremento anche economico. Ho coniato questo slogan: dimmi cosa mangi e ti dirò dove sei. Siamo qui a Cordignano in questa meravigliosa serata enogastronomica, ma è una serata particolare perché qui sono radicati i piatti della tradizione e i vini dei territori, i vini soprattutto vitigni autoctoni, vitigni desueti che hanno perso il loro valore nel tempo, ma che qui Cordignano, attraverso le loro eccellenze, le loro peculiarità, le loro aziende vitivinicole, hanno recuperato questi vini della tradizione, questi vitigni autoctoni. Io vorrei essere breve, non dilungarmi tanto in questo discorso, vorrei trasmettere soprattutto entusiasmo. In questo momento abbiamo bisogno di entusiasmo, abbiamo bisogno di valorizzare il territorio attraverso i piatti, attraverso la cucina. Quindi una dicotomia tra la natura, tra il territorio e l'arte delle persone, non soltanto l'arte del saper fare il vino, di saper costruire i piatti, ma anche e soprattutto l'arte, il premio arte di Cordignano, dove si lavora da scultori importanti il legno delle Alpi. Quindi un percorso straordinario, sono felice di essere qui e soprattutto anche con il mio collega
Maurizio Drago, perché noi giornalisti dobbiamo essere presenti soprattutto con la gente e trasmettere quello che è il desiderio della gente e i momenti particolari. Un entusiasmo per tutti!